solo ricerca del profitto, occorre che si sviluppi sempre di più la responsabilità sociale delle imprese, cioè che le imprese, oltre all'utile, si preoccupino anche dei lavoratori, dell'ambiente, del territorio in cui sono inserite. Per quanto riguarda il lavoro e la protezione sociale, quasi sempre la crisi si traduce in una parola ben nota, la parola tagli. Ma la crisi dovrebbe anche essere occasione di ripensamento e di innovazione per prepararsi al domani, per preparare nuove soluzioni, ripensare il lavoro per distribuirlo meglio, per trovare nuove attività e ripensare il sociale affinché tutti trovino una difesa sia pure minima in caso di bisogno. Non deve succedere che ci siano tante persone disoccupate senza alcuna tutela e che il presidente di una società finanziaria, dimettersi dopo un anno di lavoro, un anno di carica, riceva un compenso e una buona uscita per un totale di 20 milioni di euro per un anno di carica, quando il nostro fondo, con tanti sacrifici e contributi, è arrivato in questi giorni a 12 milioni di euro. Vengo a un tema importante, il più importante fra tutti di quelli del nostro incontro, il valore del lavoro, il senso del lavoro umano. Dobbiamo essere grati al nostro cardinale che, lanciando il Fondo Famiglia Lavoro nel Natale del 2008, non solo ha suscitato l'impegno di tutta la comunità cristiana e anche di una vasta platea di istituzioni, enti, comuni, cittadini, sul tema della disoccupazione, per non lasciare da soli quelli che si trovano in una condizione di bisogno. Ma